Il futuro della salute dei veneti dipenderà dalla decisione che a breve si prenderà in Consiglio regionale. Con sempre meno risorse disponibili per la sanità, la scommessa del governatore Zaia è quella di rifare l'organizzazione sanitaria regionale con l'azienda zero e ridurre le attuali 21 ULS a 7, una per provincia. Ma cosa cambierà per i pazienti? Questo disegno di legge, che in buona sostanza prevede l'istituzione di un'azienda a sua volta composta da un direttore che assomma e centralizza su di sé funzioni che sono oggi del Consiglio regionale, della Giunta regionale, ovatta abbastanza il ruolo del territorio e dei comuni, fa scomparire la figura del direttore del sociale, distribuisce le risorse, accredita le strutture, insomma si centralizza tutto. In teoria non dovrebbe cambiare nulla per il paziente, si tratta più che altro della opportunità o meno, e qui la scelta sta al Consiglio regionale, di centralizzare tutte le leve, diciamo, di governo della sanità. Questo può avere dei rischi anche sotto il profilo di una tenuta su un giudizio di legittimità costituzionale, può avere dei rischi circa una eccessiva compressione del mercato, delle imprese e della concorrenza rispetto a tutto l'indotto del mondo della sanità, e in linea generale può correre il rischio di allontanare le leve del governo della sanità dal territorio. Nel tentativo di ricercare una maggiore efficienza, l'esperienza delle aree vaste non ha dato grandi risultati dal punto di vista dell'efficienza e del miglioramento della spesa, e quindi si tratterà per il Consiglio regionale di bilanciare i pro e i contro di questa riforma.